Firmato un accordo tra Confindustria Veneto Est e Intesa San Paolo che porterà 20 miliardi di euro da oggi al 2028 alle imprese della nostra regione che potranno utilizzare questi soldi per investirli in innovazione e credito in un momento complesso ed incerto per le aziende. Sostenere le aziende negli investimenti che oggi sono quanto mai necessari per affrontare questa transizione tecnologica e di sostenibilità che le imprese debbono affrontare per stare nel mercato. Un protocollo presentato nella sede padovana di Confindustria Veneto Est che vincola i finanziamenti a 3 indirizzi: trasformazione digitale, transizione sostenibile e solidità finanziaria. Certamente c'è un tema relativamente ai temi energetici, quindi l'approvvigionamento di fonti energetiche a costi che siano, diciamo, compatibili poi con quelli che sono gli aspetti della produzione, quindi questo è un aspetto importante, quindi questa transizione energetica. Tantissimo il tema di riconfigurazione, qua nel Veneto abbiamo tante imprese esportatrici e quindi riconfigurazione anche delle geografie dove andare ad esportare e anche le catene del valore nelle quali andare a inserirsi. Grande attenzione da parte di Confindustria Veneto Est per lo sviluppo digitale delle aziende del territorio. Digitalizzazione, questi sono tutti temi, intelligenza artificiali, sono tutti temi che le imprese devono attrezzarsi, organizzarsi, perché se così fanno potrebbero diventare anche opportunità di crescita per le aziende. Se non sono strutturate per affrontare questi temi potrebbero essere penalizzate le aziende.